Ultimo giorno di scuola, ultima campanella per gli studenti veneti degli istituti di ogni ordine e grado e tradizione rispettata, da Padova a Belluno passando per Treviso, dove a farla da padrone sono stati i caroselli d'auto in perfetto stile calcistico. Da Treviso a Belluno, dove migliaia di studenti si sono riversati all'Ambioi Beach. Per festeggiare la fine dell'anno scolastico il tradizionale tuffo nelle gelide acque del Piave, mentre in Prato della Valle a Padova gli studenti non si sono fatti scoraggiare dalla chiusura delle fontane. La fontana è chiusa, però avete trovato un'altra soluzione? Le fontanelle sono aperte tutte quante, ognuna, in ogni uscita ce n'è una. Ma vi siete organizzati con le bottiglie, vedo? Sì. È un rito di Padova e io in realtà sono molto triste, ho l'esame di maturità e quindi per me non è finita qua e oggi mi sbronzerò di brutto. Nessun eccesso, meglio, nulla di più di quanto siamo oramai abituati ad osservare prima, durante e dopo le feste studentesche. Si è bevuto tanto, ma si è anche mangiato davanti alle postazioni per la griglia sistemate all'interno dell'area verde dell'Ambioi, nel capoluogo dolomitico. Tra i ragazzi che abbiamo incontrato, qualcuno ha già fatto esperienza diretta nel mondo del lavoro. Io sono stato in stage, quindi la scuola per me è finita già un mese ormai. Dove sei stato? In Uxotica, in Agdo. Sulla buona scuola gli studenti hanno le idee chiare. Cosa chiedete alla scuola? Un po' più di serietà forse. Se fosse una scuola un po' più ricca di cose sarebbe meglio. Ora scattano le vacanze, non per tutti, si intende, dal 17 giugno. Infatti inizieranno gli esami di Stato e a molti è richiesto ancora uno sforzo, l'ultimo. Poi sarà davvero estate.